Sostenibilità come parola chiave e futuro come tempo di riferimento. Confservizi Veneto Friuli Venezia Giulia a confronto tra cambio di statuto e rinnovo delle cariche. La prospettiva che il nuovo indirizzo prosegua nell'ottica del miglioramento continuo di servizi che incidono in maniera determinante nella quotidianità. Qui del resto afferiscono 44 iscritti tra gruppi e aziende che impiegano quasi 20.000 dipendenti, una fetta importante del PIL del Nord-Est. E allora ecco un convegno dove l'evoluzione è tema centrale anche in tema di occupazione. Il presidente Bettarello indica strategie per lo sviluppo del territorio. Noi sappiamo che molte delle cose che facciamo potrebbero essere, tra virgolette, appaltate all'intelligenza artificiale, ma per fare questo abbiamo bisogno di personale altamente qualificato che ha una formazione specifica nel settore. Un altro tema molto rilevante è la cyber security. Sappiamo i rischi che tutte le aziende sono sottoposte quotidianamente per gli attacchi informatici. Tutte attività di cui le nostre aziende hanno bisogno e per i quali abbiamo bisogno di personale altamente qualificato. Quindi credo che i giovani da noi possono trovare sbocchi anche molto interessanti. Formazione continua allora, Confservizi come esperienza di rete, perché dice dal palco proprio Bettarello, da soli si va bene ma in sistema si va meglio. E un esempio sono le collaborazioni tra le strutture del Nord. Anita Viviani, presidente di Agec Verona, ha raccontato la sua esperienza. Io ho potuto frequentare un master in gestione dei servizi pubblici che Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia ha offerto ai propri associati mediante una convenzione con Confservizi Lombardia. Il master infatti si svolgeva all'Università di Milano Bicocca, si è trattato di una formazione ad alto livello, però a fianco anche a tutte le altre attività formative che invece rientrano nell'ordinario. A Padova ha presentato anche il primo report di sostenibilità che delinea il futuro del territorio, un sistema sovraregionale che vuole eccellere nella competitività. Indicativa allora la presenza al San Gaetano di Federica Franzoso, dirigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, referente delle cosiddette case, nuovo punto di accesso e ascolto a disposizione di imprese e cittadini. Confservizi avrà un rapporto con Mimit proprio per portare a fattor comune le istanze delle varie aziende e diventare quindi un altoparlante delle esigenze e quindi poi portare a casa risultati che si traducono sempre in servizi che migliorano in qualità. Cambiamenti e nuovi paradigmi con l'obiettivo di crescere come un nuovo rapporto tra sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale.